Chi all'alba attraversi la città ancora addormentata può fare incontri insoliti. Accanto ai primi furgoni, ai primi operai che entrano in fabbrica, agili figure di sportivi cercano le strade della periferia, più ampie e solitarie, dall'asfalto ancora umido dalla notte. Sono i pattinatori. La città all'alba è la loro pista ideale. All'inizio il passo è calmo, cadenzato. Il corpo cerca ancora l'elasticità, l'equilibrio dei movimenti. Poi, poco a poco, il corpo, teso nei muscoli, viene lanciato verso la massima velocità. Le medie raggiunte nella corsa sono spesso altissime. Ma severi esercizi di palestra occorrono per raggiungere una tale padronanza del mezzo tecnico. L'educazione fisica è la disciplina a cui il corpo deve essere per lungo tempo sottoposto. Sotto l'occhio vigile dell'allenatore, l'allievo impara a conoscere la propria struttura fisica in ogni sua possibilità e in ogni sua deficienza. L'entrata in pista degli allievi che già si allenano sui pattini porta un'ondata di vivacità. Il pattino è uno strumento che deve essere ben conosciuto per poterlo dominare. La partita come l'arrivo è un fattore di estrema importanza nella preparazione atletica del pattinatore. Una volta calzati i pattini, l'allenamento assume aspetti imprevedibili e divertenti. La particolarità del mezzo permette evoluzioni, salti, passaggi assolutamente insoliti. Quando ai più giovani si unisce un maestro, il campione, la pista si libera come d'improvviso. Il campione affida la sua abilità all'eleganza. Più che un esercizio, la sua esibizione all'armonia di un balletto. Ma al maestro piace confondersi con gli allievi, i quali accettano la sfida anche se inevitabilmente il campione ad uno li sorpassa, li supera. L'hockey su rotelle rappresenta il coronamento della lunga preparazione. Le suggestioni del pattinaggio si uniscono a quelle della palla. L'abilità, la velocità sono ora al servizio di un rigoroso gioco di squadra. Il controllo della piccola palla di cuoio apre la serie degli allenamenti particolari.
Steso di fronte alla piccola porta, il portiere, elemento fondamentale dell'hockey, si prepara a veloci parate in serie. I due fischi dell'arbitro segnano la fine dell'allenamento. Si è fatta sera. Come prolungando il gioco, i futuri campioni sgombrano il campo, lo liberano delle porte finché la pista rimane deserta. Affidata alla cura del giovane custode che l'appresta alla nuova giornata di allenamenti, di giochi, di corse.